uguale, ce n'era una carina. Zambul! Occhio a farti male, eh? Hai sentito che ha detto che il sentiero del Cavallot forse è fattibile? Anche in bici? Sì, di qua, perché a destra è un motore alpino, ma non te lo consiglio perché non ti trova più il sentiero a un certo punto. Ecco, quello a sinistra. E io scendo a destra. E tu dovresti scendere a destra. Ci vediamo al Candagno. Ok, ciao. Allora, lui segue il sentiero che passa sotto il Cavallot. Io invece prendo il sentiero che passa sulla forcella del Cavallot, in parte alla cima, quella è la cima. Secondo me forse è proprio meglio questo, ma è fattibile forse solo partendo da Ceresera. Dall'altra parte la strada è troppo ripida, dovrebbe essere intorno al 30%. Tanto si arriva alla sommità, si scavalca questa piccola forcella e poi si scende. Andiamo piano perché qua è molto ripido, siamo sopra il 30%. E si scivola, c'è fango.
Ecco, fatto. Sono caduto. Sono caduto. Anch'io, è troppo scivoloso. Guarda che roba. Fatto male? Ma insomma ha fatto anche sangue. Perché c'ha due punti che sono intorno al 40%, sono così, e il fondo è molto sdrucciolevole e dove sono passato io c'era anche fango, soprattutto con questi copertoni inguidabili. Ho preso una botta qua al ginocchio, mi sono appoggiato su un albero, ma lì all'inizio forse mi hai visto. Comunque siamo arrivati al Candaglia, più o meno. C'è i rubinetti di acqua potabile. Sì, ho visto. Devo pulirmi un po' la ferita. Sono il tuo per farmi male. Bellissimo.